Beh, già molti hanno capito che il motivo principale, lo è stato anche riferito nella lettera pastorale del nostro patriarca, è il fatto che il Papa viene a confermare nella fede le nostre diocesi, le diocesi del nord-est e tutte le diocesi nate da Aquileia. Ma per dare un contenuto a questa espressione, confermare nella fede, vuol dire che noi come diocesi, soprattutto nella prospettiva del convegno, del secondo convegno di Aquileia, presentiamo al Papa il nostro vissuto, sia quello recente, ma anche la nostra storia, con tutte le gioie e anche tutte le difficoltà che abbiamo incontrato come diocesi, come comunità, come singoli, e chiediamo al Papa di leggere tutto questa nostra storia, tutti questi eventi alla luce della fede, ed è questo proprio il senso del compito, del mandato che è stato affidato a Pietro e quindi a tutti i successori di Pietro. Ecco, il modo migliore è prima di tutto non essere assillati dagli aspetti organizzativi, che del resto saranno impegnativi, cercheremo di fare del nostro modo, ma il modo migliore è quello di pregare anzitutto, poi quello di approfondire il ministero del Santo Padre all'interno della Chiesa, ma direi anche per estensione all'interno della famiglia umana, e poi di prendere consapevolezza della nostra storia, quella che stiamo vivendo, e cercando di discernere con l'aiuto del Papa la situazione presente per poterci poi aprire anche al futuro delle nostre chiese in questo nostro territorio del nord-est. Noi abbiamo espresso l'invito in questo modo, cioè a tutti i cristiani cattolici, a tutti i credenti, a tutti i battezzati del territorio delle diocesi del nord-est, quindi molto allargato come sappiamo, ma poi abbiamo aggiunto anche a tutti gli abitanti del territorio, e quindi noi siamo aperti a tutte le persone che vorranno venire. Del resto l'ingresso al parco sarà un ingresso completamente gratuito, ci sarà certo il segno di riconoscimento del pass, ma che non deve assolutamente scoraggiare e impedire a nessuno la partecipazione.